Dal porto di Trapani il veneziano Beppe Caccia, capo missione di Mediterranea Saving Humans, ha suonato la carica sull'importanza di proseguire più che mai nei soccorsi in mare nel Mediterraneo centrale per aiutare i migranti. Siamo nel porto di Trapani a bordo della nave Mare Ionio di Mediterranea Saving Humans, dove ieri è iniziata un'ispezione della Capitaneria di Porto che dovrebbe concludersi con il rilascio dei certificati necessari a riprendere il mare, a tornare a navigare in missione nel Mediterraneo. In mare ci sono numerose partenze, centinaia di vite in pericolo a bordo di fragili e precarie imbarcazioni. Dall'Italia, dice Caccia, in queste ore sono state già bloccate 3 navi umanitarie. Nelle ultime 72 ore ben 3 navi della flotta civile, 3 navi da soccorso non governative che sono l'Aurora di Sea-Watch, la nave Open Arms dell'omonima organizzazione spagnola e poche ore fa è arrivata la notizia del fermo amministrativo di CI 4. Nel mirino c'è sempre il decreto Piantedosi. La loro unica colpa sarebbe quella di aver soccorso vite umane, donne, uomini, bambini in pericolo, violando il decreto del ministro degli interni. A pagare il prezzo di questa insensata campagna ideologica del governo saranno purtroppo ancora una volta le persone in pericolo in mare.